Ok, mo dovrebbe andare bene. Ok, ma viaggia più stabile sugli 8000. Ok, ottimo così, ottimo così. Allora, Addirittura tu. quello c'è stata la scossina. Io l'ho sentita tutt'oggi. Io stavo qua all'improvviso, ho detto Giuseppe. Sì, No, no, sì. ma ha fatto scosone. È stata un Fatto attimo. Sì, sì. Ha fatto proprio scosone. Infatti la linea pure oggi mi ha dato, se non mi sbaglio, un pochettino di problems. Allora, un attimo che preparo il tutto. E qui già c'è una mano. Ferma questa, di mano ce n'è uno, tutti Sono gli io, altri sono qua. sono nessuno. Sono Gianmarco, sono proprio io. Allora, Gianmarco, sei pronto per questo finale? Sì, ma siamo già live. Sì, 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 Ah, sì. perfetto. Ok. No, Mi no, serve no, il ho microfono resettato e allora e la fatto tutto. cuffietta. Mo ti do tutto, ci settiamo per bene. Manca Allora, l'aspetto da cuffia. Oggi mi stavo rivedendo Sinners. Ovviamente con il mio con la mia copia in Blu-ray. Non compro un Blu-ray da Davide. Sì, sì, no, no, io c'ho la copia in Però Blu-ray. parli di quei Blu-ray lì. Da qualche parte ci sarà anche. Confezioncina. No, no, mi devi dare pure la cuffietta, Lozzi. Mi hai dato questo? e la cuffietta. Non c'è più. Ah, no, che pensavo che me l'avevi data e l'avevo persa. No, se no avevamo un problema. No, no, no. Io prima avevo perso la clippina qui per il Oh no, microfono. dove stava? Ero convinto di averla lasciata vicino alla maglietta e la Sì. maglietta era in lavatrice. Ho detto, oh, cazzo, ho rotto la lavatrice. Ho cercato ovunque, non c'era, ho tirato fuori tutti i vari, niente. Sono tornato qua, sai dov'era? Io sono andato al manicomio perché andavo in giro col telefono, con la luce, con tutto. Era qui sopra. Io ho appoggiato il telefono, c'ha la calamita, si è attaccata qua Cioè, tu dietro. ci avevo da dire al Io telefono tutto il avevo, sì, tempo. così cercavo, all'improvviso Chiuso il telefono. ho posato il telefono, poi ho visto che stava storto, ho detto Perché sei scusa un storto? attimo, ho girato e mi è apparso sotto lui qua così. Vabbè, truzzolo sostanzialmente. Truciolato. Allora, Sciuterò. sì, Ara parlata, zi. dobbiamo, Fa sì, niente. sì, Amen. ci stiamo provando. Però domani, Gianmarco, io Moriamo? attivo quello là in modalità pro. Pro. Quello c'ha la cassettina, metti Ok. l'acqua col ghiaccio e Ah. dovrebbe buttare più freddo. Proviamo. Quindi domani proviamo quella là con calma. Allora, posto il Truciolato. link. Titolo della puntata: cerchio triangolo quadrato. Puntata Proprio sponsorizzata dalla PlayStation, forse? manca la X. Anche questa è bella. Sì. Allora, un attimo che setto le luci per bene. Allora, così. Allora, Aia il culo, figa, bordello. Gianmarco, Sì. siamo pronti? 1 ora e 02, va bene? Vai. Ore 18 stiamo partendo abbastanza in orario. Tanto con stasera a chiocchiolo, zi. Sì, la fine degli Squid Games In Corea. in Corea. Tiserino della versione americana? Possibile, sì. Tiserino della versione italiana? Ma se fanno Con la versione italiana Albano? degli Squid Game e cercano comparse, voglio fare Andiamo. quello morto Io male, vengo con te. voglio partecipare. Vengo anche io, te lo assicuro. Ma pure che esci e dopo 2 secondi scena muori, mi va Non mi bene, interessa, pure io voglio apparire apparire. con piacere. Ma c'è ancora il bimbo in Tra l'altro culle. avevo letto un commento di uno che dice: ma stu creature, ma non caga, non pisce, a non caga, a non pisce stu creature. Noi eravamo rimasti col fatto che lui mo c'ha la chance di ammazzarli. Lui c'ha un coltello e non ha paura di usarlo. Non usare coltelle, non usare coltelle. Almeno un paio, fanne fuori un paio. Il vecchio, per esempio, il vecchio può morire. Ma forse è il coltello per il pane, questo. Guarda, guarda come sta gasato, guarda. Sì, 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 sgozza, sgozza. Dai, sì, bravissimo, proprio lui devi beccare. Io ho l'impressione dalle foto intorno che la prova finale possa essere una sorta di percorso, forse ad ostacoli e cose. Ci sono varie cose
che non mi stanno a trovare. A No, pizza. tu sei buono. Fallo. No, non lo uccide. Fallo. Killa. Cioè, ma lui non li uccide così, lui li fotte con la logica ma durante il gioco. Ma, ma questo è il Nammo. Quando lui era un partecipante. Oh! Appare anche lui. No. Ah no, quello è stato arrestato l'attore, lo zi, il vecchio, per molestie. Ma no! Sì, non so se l'hanno rilasciato poi, però penso era stato arrestato. Ma voi è tipo Alan Wake Quantum Break, è lui, ma non è lui, però è lui. No. Era un vecchio ratto, sì, Ok. bravo, ci sta. Tu che hai fatto? Hai accettato? Quindi era comunque il pugnale che gli aveva dato lui. Sì. A pizza? Tanto lui può morire, è una merda di uomo. Lozzi vuole far diventare a lui il frontman. Lo sta mettendo alla accetterei, devo essere sincero, Lozzi ha pizzato. Ha pizzato così. Ah no, questo era lui. Ah no, era lui. Madonna santissima. Ok, calmo. Mamma mia. Calmo. Aspetta, fammi spostare solo questa di qua così, caso non si Porca puttana. un attimo così siamo. Ecco qua. A me mi sembra un pochino esagerato, Perché sei pesante, rega? Ah, sono pesante. Hai capito? Sono pesante, perdonami. Ha fatto fuori lui. Per questo è diventato il frontman. No, lui non li ammazza. Però il tipo l'hai ammazzato all'altro. L'hai strangolato fino alla morte. No. Il fantasma del Natale passato è questo. L'amica. No. È vero, pure lei è morta nel sonno che quello l'ha coltellato. Mannaggia a quello. Lui è buono. Mannaggia a quello, mannaggia. Se lo ammazza diventa il nuovo frontman in attimo. Però da frontman puoi distruggere tu i giochi e tutti i ricchi che arrivano. E come fa? Li ammazzi. Deve organizzare uno Squid Game, far arrivare tutti lì, riempi di bombe tutto, E che poi li esce per ammazzi. esplodere tutto. Esatto. E si è salvato un altro, questo si salva Giuro, sempre. c'ho un odio dentro che è inquantificabile. Bro, si salva sempre. Non ha preso la tua stessa strada, bro. No. Tu non vuoi proprio che lui muoia, tu non ce la fai. Squid Gamer. 3. Ah, giusto, è che questa non è parte 2 della seconda stagione, questa è proprio Squid Game 3. Però noi adesso andiamo a vedere il gioco. Sì, vabbè, oggi abbiamo 2 ore di contenuto. Vedici il top. Lui ce la farà? Aspetta che mi arrivano quelli di ieri che lo stavano inseguendo. Eccola. Però basterebbe che ti riesci a far vedere. Fatti solo vedere, ti prego. Troppa nebbia. Wow, che Mo si scontrano, affondano tutti e no, due ma fine della ora. Se Ah, c'è il trovano radar. lui, se trovano se è lui fatta. lo trova la nave questa È qui è fatta. fatta, li trovano subito. Com'è? Oh. Ah. Fratello, dove sei? Ah. Così, mi dai un po' d'acqua pure a me? Certo. Ma è tuo fratello.
Vieni, bello. Ora io spero che Giuseppe non diventi mai il frontman degli Squid No, Game, se no è me un no, po' un bordello. ma Peppino proprio non potesse mai succedere. Bordello. Anzi, Peppino no. Ok, gioco. Iniziano subito col gioco, minchia. Sì, che mo dovrebbe esserci parte del gioco, fine, e come distrugge o Sì. succede qualcosa. Adesso premi un cuscino forte sulla pancia. No, No? Si può? E tu mo come... Vabbè, dovrebbe essere comunque un gioco, penso, non di forza, quindi... Era un modo buono, monnezza. ti fa male il collo. Ma tutto insieme succede. Sì, è entrata nella Non lo so, già cercando di vedere in che stanza è questa. Sento una del capo doccia. in nero. Sì. Un ninja lei comunque. Però non li perdono, oggi mi hanno ammazzato il PG più forte della serie. Ma bello questo sistema operativo. Oh, cazzo, Ma mo ti sgama subito, bro, sta grata a terra. effettivamente. È un po' guardona, sì, effettivamente. Bro, come cazzo hai fatto a Ma non c'è la grata vederla? a terra. Ah no, perché sta dall'altro lato della sala, lui è andato diritto. Vabbè. Non ha sentito il suono perché stava sotto la doccia. Guarda quanti NPC, lo zio, tutti Cioè, mamma NPC escono i quelli. due bambolotti, quelli là del teaser alla fine della Non seconda lo so, stagione. lo sai, secondo me erano quelli là della corda e Dici che erano basta. quelli. Io mi ricordo Era un'ambientazione diverso, attorno sì. diversa. Vediamo, magari su Poi là quelli. l'inquadratura. Guarda a te. Non c'è sta bisogno che guardi a te. Guarda di fronte. Fai un buco in testa, basta, cioè non... Ah, ok, cancella tutte le info del tipo. Fatto. Ecco qua. Ovviamente c'è un'altra copia. Ovviamente nella stanza del frontman. Deve essere diversa la cosa. Tu sei l'unico. Se mi prendo il costume con la maschera, ok, lo zio. Tranquillamente. Sta pure la carta per i schizzi, nel caso Insomma, ci copre il sangue, capito? stanno guardando in alto, lo zio. Forse c'è qualcosa di grosso? Forse sono i due bambolotti? Una città? C'è qualcosa sul soffitto. Non c'entrano i bambolotti, la zio. Che cos'è? Cosa vuol dire tutto Devi ciò? fare il percorso, devono salire su. Scusi, guardia, come si gioca? Guardi, puoi Un giocare. fusellone sono Però, tre. Ah, sono le forme, lo zio. Cerchio, quadrato e triangolo. ok, in che ottica vanno fatti? E questo non lo so, onestamente. Cioè, come vanno fatti? Possono decidere loro chi viene eliminato, ma in che senso? Ti bastava fotterti la maschera comunque alla fine, come sempre. Però ti buco. Cioè, non è quello il problema. La rivolta di triangoli. Oh, Ovvio. ora ti ammazza e ce l'hai voluto tu. Vai, nelle palle, mira le palle. Mira palle. Vabbè, che culo però, questo. Ok. Ma sono
Lozzi, sai che gioco è? Che gioco Chi è? butti giù dalla torre. Cos'è? Chi butti giù dalla torre? Dici? Però quello era un gioco vabbè, qua giustamente devono fare un fatto fisico, quindi vanno... Salgono su, sopra dovrebbe essere vuoto, possono scegliere loro chi E uno eliminare. deve essere buttato giù sul palo? Qui c'è un palo in mezzo, immagino sul palo. Ok. Questo qua sta tutto in astinenza, il bro qua si è fatto 2 pasticche ieri. Ecco qua. Però Ulla! per Guarda, un secondo ce l'aveva proprio a tiro. là. Ottimo. Sore, tu sei nata in Corea del Nord, fagli vedere le tecniche militari. No, anche lui però conosce tecniche. La sicurezza prima di tutto. Sta prendendo per il culo? Ok. Come se giocano? No, aspetta, esiste la versione in aria. È vero, allora avevi ragione tu, è lo Squid Game, però in area Ma come che lo le fa? sa... Vabbè, quello alla fine dovevi anche lottare, quindi Sì, lottate qua sopra. Lì. sta puntata lottano tutti. Loro sono... Loro Sul sono pisellone 9. effettivamente sì, sembra. 3, 3, 3. Volendo. Perché noi abbiamo visto all'inizio che lei usciva dal lavoro e là, Sì, sì, quindi sì, sì. lavoravano insieme e l'ha No, lui ha riconosciuto. acchiappato la bambina, sì, lui era il tecnico là. Ma questo già lo sapevamo. No, me l'ero Me lo scordate, dimenticata vabbè, proprio io ci sta sta. cosa. Oh, però se capisci con un coltello, no, non è buono. Ecco fatto. La prima pizzata te la sei beccata, però, sì. No, Guarda che confuso stai no, facendo. bicchieronzo, bicchiere in Vabbè, però testa. che cazzo. C'è una pistola di riserva, qualcosa? Quindi pure tu forse vieni dal Nord Corea? Ah, ok, allora pure tu sei della Corea del Nord. Vabbè, però questa non è una giustificazione. No! Rondolf. Questo però mi sa che... questo è un problema, però. Sore, questa ferita è brutta, eh. Che mica fissa. Ah, Eh una sì, bella ragazza una lei. bella aiuto, sì. Particolare. E mo? Ah, ma se la mettevi Italia a uno. Immagino. Ma questa è la roba del frontman, chi si trase, prende, fa, ma non ho capito. Punto così, vai.
Ma fino a mo' non hai sentito niente, frate. Ah, vabbè, buonanotte. Però ci sta provando. Ti scusate che Ha c'è il preso mitra un pezzo di nell'ascensore? vetro o altro. Eh. Lui pensa che lei sta soltanto scappando, lei si Ah. gira e glielo appizza in gola, mo. Aspetta. Ah, è vero, il mitra sta chiuso dentro, ma non si apre. Gli hai preso la maschera? Come fa? Girati e spara! Assafa maronna! Brava! Fottuto. Brava! Ok. Sì? Sì? Sì! Ho detto butta giù dalla torre. Ho detto. E mo che fai? Pure fra di voi non accogli l'occasione per uccidere qualcun altro? Ok. Maro. Ah, mo lui sta avendo le allucinazioni. Ma è Thanos! Quelle erano le unghie di Sì. Thanos! Eccola. Welcome! No, vabbè, ma lui mo... Già lo stanno guardando. Già. Sì. Scusi lei. Welcome to the Thanos world! Scusi. Mo corrono tutti verso di lui. Lui si sposta all'ultimo e vanno tutti giù. No, ya, ragazzi. No, ya. Non ti mettere pure tu sul bordo, però non è consigliabile. C'è pure la bambina in computer grafico. Dai, dai. È Dai, lui! dai, esci. Fai il camerino. Dai. È lui, è lui. Eccolo! È lui, è lui. È lui, è lui. Yeah! Sì, però non ti mettere sul bordo di spalle. Oh. No. Motanos ti prende. Giustamente c'è anche l'altro. Tra l'altro, Lui mo cade da solo. per la forza che ci dovrebbero mettere due persone aggrappate alle tue gambe, tu già staresti giù. Se lui mo cade, partono, vanno già al secondo. Qual è il pulsante? Giustamente premete il pulsante, se non lo fai uscire e non, capito, non lo possono premere. Vabbè, premi. 15 minuti. Buono. Quindi giustamente dici, devi eliminare a lui, poi alla bambina e poi al tossico. Molto democratico. Bravo. Bravo. Quello è il primo che cade giù. Mo. Bravo. Lui è convinto, lui già ha vinto, nella sua testa ha già vinto. Dai.
Voi a scuola non siete andati? Lui no, evidentemente. Bambina, non mi sembra il momento di piangere questo. Chissà poco dove vanno trovando per fare. Buttiamo la bambina. Ecco. Che chi è che ha i coglioni davvero di Vai. prendere la bambina e buttarla giù? Vediamo. Vediamo un po' chi è che ha le palle qua. Mm. Ma c'ha tanti soldi. Insieme a lui che è buono, la bimba va avanti. Oi, bravo, gioca, zitto. Non fare un passo indietro perché non ti regoli bene e poi... no, già stai rovinando. Troppo. No, Troppo. no, fermo, fermo. Per quello no. è fatto, non li possono far cadere insieme perché così dopo uno di loro pure dovrà morire. Quindi non gli conviene. Devono separare a lui dalla bambina, se no non possono farlo. E quando gliela lasci? Sono copardo. Potremmo evitare. Sì, sì, ha detto proprio così, ha detto. 13. Sì. Tu non hai capito allora. Tutta la serie coreana che ho visto sembra che il 60% delle persone non sia andato oltre. Vero. E così Vero. non è poi in realtà, perché la Corea in generale Medio. c'ha un tasso di, diciamo, di studio in generale abbastanza alto, di cultura. Non avete capito? No, no. Tu non hai capito un cazzo. Buttiamo il tossico. Ma poverino. Lui comunque anche è stronzo. Lui sta cercando, anche Sì. se non lo ammette, di salvare la Sì. figlia, però lui è stronzo. No, non si chiude. Poi si deve vedere se è la prima pasticca che ha preso in vita sua. Probabilmente sì, lo zio. Tossico. Thanos era il re, il narcotrafficante, il re della droga a questo punto. Un po' sì. Buttatelo giù. Ma tutti insieme comunque non vi conviene. Se si porta uno di voi, poi che fate? Chi si rischia la vita, mo qua? Ecco. Poverino, però mi fa una pena questo. Bro, usa il potere di Thanos. No, ma mo lui si salva e cade giù qualcun altro. 4 minuti ci avete. Chi lo voto? Voi avete deciso, ma voi chi siete? Scusate.
vieni. Vai, vai. Vieni. Esatto. Chi rischia di essere buttato giù? Vai. L'ho detto prima scherzando, è il primo che se ne va. Vai. Vieni, bello, vieni. No, basta che ti prende la camicia. La giacca. Esatto, Broschi. Chi va? C'è un problema? E il triangolo è pure un po' più strettino là. Ragazzi, 2 minuti e 30. No, guarda, che cazzo fai, bro? Ta-ta-ra-ta. Poverino, regato, giuro mi fa una pena sto aiuna. Ma però tu mo ti dovresti girare e dovresti dare una stangata in bocca a tutti. Pum! Mamma? Nonna? Ah no, la tipa che ti voleva bene. È volato. Sì. Si è fermato giusto. Volatene. Però non te ne andare senza combattere. Non andartene senza combattere. No, non ti arrendere, bro, non ti arrendere così. No. No, non ti arrendere. No! Preso palo. Lo butta giù lui. No, è andato. È andato. Fase 1 completata. Quindi sono 5 minuti a round? 10 minuti a round? Erano 15 erano. 15? Azza. Oggi deve solo trovare la barca quello. Solo il Ma penso che poliziotto si lo può incrociano, aiutare. stanno nella stessa zona della nebbia. Ovvero solo poliziotto può aiutare. Come? Ah, perché lui è colui che ha creato tutto, quindi c'è la statua in suo nome. Ma è un po' inquietante la statua così. Vabbè. Mamma mia. Giorgio fatto. Sì, non Giorgio fatto. Ciao, Mari. Non ti preoccupare. Teoricamente non c'è sta nessuno. Il buco nel fianco, niente, tranquillo. Beh, in sta base nessuno sente niente, però va bene, ci può stare. L'archivio dove già vedemmo Qua stanno l'altra tutti i volta. documenti di tutti quanti. Ma difatti stavo pensando, scendono e risalgono? No, stesso da qui.
E un turno sei riuscito a passare. E mo'? Ti stanno aspettando? È vero questo. Non fai partire il tempo No, così. difatti loro non hanno detto. Stai pensando pure a sta cosa, effettivamente. Dice premete per iniziare, ma non ti dice entro 5 Ah. minuti dovete premere. Poi se ti dicono loro, mo dovete premere per forza, tu premi. Ancora deve dire una parola lui in tutta la puntata, comunque. Però loro sono democratici. Sì, sì. Loro sono democratici. Voi non state bene, eh? Sapete sta cosa comunque? Ha detto la prima parola, incredibile. Sarebbe stato figo poter buttare giù altra gente dal ponte. Qualcun altro di questi doveva morire su quel ponte. Bro, perché hai avviato già? E dopo? Mori tu dopo allora. Metti il dubbio. Metti. Eccolo qua. Poi si tengono tutti per il bastone e si buttano No. tutti giù insieme, democraticamente. Tu che piano stai facendo? Tu c'è un piano, stai facendo qualcosa, devo capire che tattica No, ma non hai. sta pensando, allora è completamente stronzo Enzo Io mi Forte auguro proprio, di no. oppure c'ha un piano per cercare di salvare la vita. Attivo i giocatori del 24. Squid Archives, Squid Archives. la società parallela che tengono solo per fare Certo. registrazioni.
Welcome to the Thanos world. Yeah. 4-7, 2-4-6. Prendi foglio. Straccia Mo fuori. li trova. Mo appaiono gli altri che lo stanno inseguendo, lo stanno per uccidere e appaiono mo i due che lo salvano. Aspetta un secondo, ecco qua. Aspetta un momento. Un bazooka non ce l'avete. Stanno avendo pure sfiga che c'è la nebbia, quindi non riescono manco a pigliare la mira. Ma come cazzo fai, bro? No, ma arrivano gli altri per forza. Vabbè, almeno c'ho un mito. E uno preso. Come volete vincere la sua top 6 insieme? Come... No, vabbè, ma sta cosa già l'ho vista fa pure da qualche altra parte. Giocano anche a più persone. Quindi I due uguali si sfidano. Ma chi c'ha un culo questo, porca la miseria. Se le evita tutte. Va avanti, non muore, uccide. Fa uccidere, ma lui vive. togliamo le giacche. Che cazzo sono facendo? Mo come cazzo fai, bro? Eccola. Vai! Salva, ecco qua. Vai! Lo zio, è il momento dell'assalto. Trovata l'isola. Sei! Cioè, non servivano due squadre di 20 uomini, servivano due persone. Cioè, loro capi sono contenti di avere questa coalizione nella quale uccideranno una neonata che ha 2 giorni. Bello, eh? Che bella la società. Solamente la corda di sicurezza. Ti conveniva legartela in vita comunque, però non mantenerla con la mano, Anche perché su abiti tiri un po' più forte. Fai nodo stretto, tiene, però... Sì. Credibile, bro? Credici, guarda.
No, come cazzo puoi fidarti di questa cosa? No. Ma è stata a fa fissa. Non mi muovo da qua. No! Assolutamente No! no. Aspetta. Bambina, attento alla bambina. Fatti tirare un pochettino, fatti tirare un pochettino. La bambina. Poco poco. Ok, mo sei dentro a pizza. A pizza? A pizza? Mo cade l'ultimo indietro, aspetta. No, per poco. E mo? Ma E mo? come metti a nonno? Buttati. Aspetta, aspetta, nel momento, zio. Aspetta un attimo. Ah. Ma sono d'accordo, Regan. Lo spanzavi un attimo, una botta, pam! Ok, per il triangolo abbiamo risolto. Però gli ha detto spostati. Dillo, è mia figlia. Wow! Wow. Godo. Godo veramente tanto. Il vecchio deve essere il prossimo. Abbiamo un palo, un altro palo di lei e un coltello. Ah sì? Ma perché hanno due armi? Guarda, abbiamo le strisce. A culo, si potrebbe dire. La democrazia non conta più, ragazzi. Loro si fanno forti che sono in numero. Va. Diglielo che è tua figlia, perché lui non lo sa. Dillo. Wow! Wow! Fantastic! Giustamente 2-2-2 e 3-3-3 a tema. Ma quanto godo se esplode questa stanza. Buttana.
Ma l'uomo gu fa la voce di Rick? No. Non credo Reagan. Più che altro il doppiatore di Rick in inglese è Bradley Cooper. Cioè, aspetta, dipende. No, c'è la maschera, non Sì. possiamo, magari sotto No, la ma maschera non c'è credo sia Bradley Bradley Non c'è Cooper. Bradley. Non penso proprio sia Bradley Cooper. No, però era il piano. No. Per giusti motivi. Fuffaguru. Occhi aperti. Effettivamente ne deve morire uno e sono tutti salvi. Ma bro, non essere una merda ora, per piacere. Fai l'uomo almeno adesso. Ma lo dovete nella prossima piattaforma. No, l'hanno indebolito, così se lo tirano, arrivano di là. Quello così pesante nella Sì. realtà servirebbe a poco. In realtà non credo sia pesantissimo Reagan. Non ha tutti i torti. A questo punto va bene. Perché non muori tu? Ma lui è stato scelto sempre democraticamente. Hanno preso il primo debole che gli sembra di vedere. Da sport. Mamma mia, che schifo questo. Insomma, glielo metti a culo e si butta giù. Facesse buono, lo zio. Ah, calcione in faccia fa male. Ciao, Oh, Settone. solo. Gesù Cristo. Ah, fa male. Stiamo vedendo le ultime 2 puntate di Squid Game, settima, vediamo Il dopo sangue, che la ora si va. morte. L'asporto. Cotto a puntino, certo. Cioè, questi sono contenti. E tu vuoi che non succede niente sul ponte? Siete marci dentro voi, questo è il problema. Casuale, chi coglie, coglie. Però la bambina non conta. Vai, Va Settone. bene, Settonzolo. Sentiamo fra un po' allora, Setti. Sì. Oh! No! Wind un attimo! Ma dove vai tu? Il problema è che se cade un altro giù c'è problema per sì. dopo. No, la bambina. Lo devi ammazzare 4, 5, 6. Metti dita nell'occhio. No, lui col coltello è un attimo pericoloso. Vai, fagli la presa con le gambe, fagli la presa con le gambe. Bravo. Tiro capello. No, gioia, non caremo. Ti puoi redimere ancora. Oh, attento. Fatto. Stacca. Fatto. Godo, quello mi stava sul cazzo. Tira calcio, lascia bastone, lascia bastone. Lascia bastone. Ciao. Ah, no, vabbè, c'era quello nella parte di dopo, se volevi.
E sì, deve morire il nonno adesso. Muore proprio alla fine, Adesso mi devono deve morire restare il qua i nonno. soldi. Deve fare uno con la gamba sola. Stanno a scopare, c'è un po' porno. Bambina, stai calma. Bambina, non iniziare a muoverti proprio adesso perché basta che ruciolei di lato è finito. Ok. Bambina salva, 3 eliminati qui. Nonno? Oggi questo si butta giù. Non lo buttare giù, vi serve per dopo. Non lo Oggi chi si semina buttare bascia? giù. Chi se non merda? Chi se non semina bascia? Aspetta, lui è ancora mezzo vivo. È vero, c'è quello picchiato. È vero. Tu no. Tu no, lui non si meritava. No, Lui no. no. Questo mi fa veramente schifo. Mi fa proprio schifo come persona, proprio come Sì, gli essere. fotte solo dei soldi. Cioè, tu hai fatto anche dei figli, hai detto, ma perché? Cremo, tiene paura, eh. Non lo buttare giù. È morto. È morto anche lui. Godo. Si è spappola tutta la Godo. cerevella. E mo, però sei un cretino. Sei un cretino, mo. Ma come mai metti a nome? Ma deve morire quello da terra, così. Se non si butta giù. Porta della sport? No, si butta No, giù, così. dove vai? Acciappa per il logo. Acciappa per... sì, guardatelo un altro po'. Guardatelo un altro po'. C'è moco cazzo che vi faccio pigliare i soldi. Avrei preferito Sì, che la pure salvasse. io. Però dai, è schiattato a terra, si è aperto il cervello. Quindi. Bro, deve morire qualcuno. Lo zii, 1v1, prendi tua figlia, vai via con i soldi, io mi sacrifico qui. Oggi chi si muove la figlia e va a uccidere a kill. Faccio vedere. Mo parte l'1v1, lo zio. No, non fanno l'1v1. Non penso. Ma dice, vai con tua figlia, mi sacrifico io. E tutto questo è ancora la prima. Fai il lancio del bebè. Ma nella seconda che cazzo succede a questo se già siamo Vabbè, arrivati la a questo seconda punto? è La risoluzione della chiusura di tutto. macrotrama. Ma non si erano accordati democraticamente e vincevano? No, eh? Finita? Ah, finita. Uno più Comunque sì, sì. Allora no, ok, abbiamo pure un pezzo di game finale da vedere. C'è post credit? No. Ecco, puntata finale di Squid Game. Umani. Ah, umani. Poi si scopre che sono tutti alieni in realtà. Immagini. Sì, Reagan hanno giocato veramente male quest'ultimo gioco, purtroppo. Ma era una finta democrazia. Però sì. Poi c'è stata la possibilità se lo sono messi in quel posto l'uno con l'altro. Era ampiamente prevedibile questa cosa. No, no, lui non è cattivo.
Sì, è l'ultima. Sempre diritto. Kabul, sempre diritto. Kabul. Niatra e l'isola. Oh, l'avete trovata alla fine, dai. Dai, l'hanno trovata. L'obiettivo è stato raggiunto. Giustamente verrà allertata la polizia, l'isola verrà messa sotto sequestro, Ma bla vanno bla là e non bla. troveranno niente. Sì, Scoppia sì, tutto. Alla fine, spara esplosione tutto in finale aria, che sì, salta sì. tutto. Sì. E il frontman, lo Sommario. zio, si scapperà. Non lo prenderanno manco stavolta, lo zio. Ma c'è la resa dei conti col fratello, aspetta. Eccoli. E mo? Sì, è proprio... sì, avevi già risposto, scusami, che sono stupido. Ma tutto sul bordello che lo facevate. Alla fine ne cadeva uno giù tutti a casa. Va bene, va bene. Sì, bastava non spingere il vecchio. Poi gliel'ha detto pure, basta che Un ne vengono minuto, vedi un eliminati minuto un 3. attimo. Raga, ma c'è il watch party se te lo volevi Allora, vedere con noi aspetta, ti direttamente. rimando il link se tu vuoi collegare. Pensavo avessi visto quello di prima. Allora, al minuto siamo 2:35. Quindi se riesci ad entrare nel link. Ah, stai sulla TV, ok. Allora, 2:45. Vai un po' più avanti perché per quando lo sento, non so il delay. Sì, una decina di secondi di lì. Eccola, minchia, già subito, subito. Fammi salire prima là e poi ne parliamo. Pezzo di merda. Allora sei pezzo di merda. Sei pezzo di merda. Cazzo. Infatti sì, ti dovresti chiudere la ferita, sore. O vuoi dare fuoco a tutto? No, vuoi dare fuoco a tutto. Ah, tutti i fascicoli. Da fuoco a tutto. Poi intanto il tuo amato è stato salvato. Tu non lo sai, ma lui è stato salvato. Che stai per morire? La ferita è grave, lo zio. Sì, il liquore infinito. O ci sa, le bottiglie coreane sono un attimo più grandi. Lista 10. No, se tu sei pezzo di merda. Beh, uno deve cadere per forza.
Vabbè. Buonanotte. C'è pure domani mattina a sto punto. Cioè, avete pure le navi buone, immagino la guardia costiera, accelera. Vero che con la nebbia forse pure un po' complicato. Giustamente questo non può andare con lui. Non puoi lasciare a questo da solo. Ci sta. Te ne vai così, da eroe. Tanto lui ha vinto uno, tu quanti ne hai vinti? Forse manco uno. Ci vuole. Vabbè. Vabbè, tu sei proprio Hai cretino allora. slippato, proprio ormai non sei più capace di ragionare, vabbè. Ci abbiamo fatto le grandi notti di sesso mentre tu non lo sapevi. Qua, Ci ti sta sei tu. lasciando i fascicoli su tutti Certo. loro. Dai, mostra un teaserino, un documento sulla sezione americana, dai. Dai. Sì, dai. Piccolino. Una faccetta. Una bandiera a stelle e strisce. Basta quella. Goliardica. Vi ricordo che il punto a breve si toglie. Oh, ho fatto vedere il pugnale. 40 secondi. Porca troia, oggi è finita. Ecco, a posto. Una brutta situazione. Sì. Cazzo, è mica una... Quindi pugnale. Vai, Excalibur. Corri. What Sono tornato merda. Ah! Lo scontro finale ci doveva sta così. I così. E lui nuota nel frattempo. Sì.
Comunque se vince ha vinto 2 Squid Game di fila, è un mostro. Campione mondiale. Mamma mia bella. Guinness World Torno pure Record. per terzi. Ah, fu scemo. Ah. Diserta dalla Corea. Sì. E se n'era andata. C'hanno tutto, giustamente. Il marito è stato giustiziato. La figlia si ritiene morta. E si va per altri milioni. Vabbè, gli lascerà tutto alla bambina. Prima che facevi lo stronzo. No, tu sembrava che volessi fare il No. buono, invece sei marcio pure tu. Devi premere il pulsante, se no non vale. Infatti sì. È l'unico modo per salvarsi. Oh, loco! Ok, e il bastone non c'è più. A posto. Bro, se non premi il bottone è un casino dopo. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Oh, ehi. Pavido. Tu sei proprio, Pavido. guarda, togli sta bambina. Pavido. Togli sta bambina da lì, pezzo di merda. Ma no, sembrava avesse lasciato la mano. No, lascia, metta la bimba a posto, per piacere. Basta, bro. Basta. Sta flippando completamente. E cazzo che la lascia davvero, Il pulsante succede un bordello, se no. Indietreggia e premi il pulsante, o mettiti vicino al pulsante. La cosa bella è che è legato bene quel coso, quindi però... Vai. Ui! Ha pizzato? Ha pizzato. Ha tagliato. Catroia, lo zi. Bro, devi non premi il bottone è un casino, lo zi. No! Dove cazzo si è aggrappato? Minchia, uno ce n'era. Ho detto, ma come sono Lo zi, ma non ha premuto il bottone. Come funziona? Ma sa da accirere pure, deve morire pure lui. Oh, aiuto, che cazzo di... No, aiuto, che trauma. Vestito si strappa? Sì. Per quanto di ottima fattura è pur sempre rapido, quindi se tiri troppo... No, allora se muore lui si uccide per far vincere la bambina. È caduto. Ma lui torna sopra e scopre che la bambina ha premuto il pulsante. Guarda, si panico. E anche lui, pezzo di merda alla fine. Sembrava... Si poteva arrivare all'happy ending, mettiamola così. È francese quello. Mo si ammazza lui, per forza succede qualcosa, perché... togliete quella bambina dal bordo, per piacere. Prendila la bambina. No, preme il bottone, le tira un calcio. Maradona! Boom! Quello che sta riflettendo lui in questo momento. Cosa sta riflettendo? Che si sta domandando? Non hai premuto il bottone. No, il bottone non è premuto.
Mo devono chiudere il gioco, lo zio. Mo chiudono la sfida, perché sta arrivando la guardia costiera. È l'unico modo per salvarsi tutte e due. È il pipe d'oro, esatto, Regan. Ecco. Mo c'erano 6 di loro coi mitra. Metal Gear iniziava così. Ah sì? Mettiamola così, sì. Io non... Metal Gear Solid. Ah, Solids. Lo Snake che arriva dall'acqua, sale e poi inizia a giocare. Qua già hanno giocato invece, già hanno dato. Questa è la seconda volta che arriva da sott'acqua e torna qua dentro. Mo. E mo. Allora, inizia a togliere la bambina e mettila più al centro. Se si gira un attimo è finita. Plot twist. Lui preme, corre da un calcio alla T'ho bambina. detto io. Non fa così, così. No, mo si butta giù lui. Guarda, se aspetti 5 minuti sono arrivati i soccorsi. Sì, ma togliti dal bordo però. Dietro giù un pochino. Se sopravvivi, la potessi pigliare tu a sta creatura. La cresci tu. Ah, c'è andato leggero. Il bro è pronto. Sta a posto. Rambo. Sì, proprio modello Solid Snake. Da solo contro tutto l'esercito, vai. Mamma mia. No, non avete capito manco. Prima la mette al centro, si È ancora allontana peggio della prima volta. e si butta giù. Togliti dalla mano un attimino così siamo più tranquilli. Grazie. Ha capito pure lui, c'è una soluzione a questo, mi devo buttare io. Oh, gliel'hanno detto pure all'inizio, basta che ne cadono 3, basta che ne eliminate 3 tutti a posto. Chissà cosa c'era dentro invece del bambino. Ma vende un bambolotto. E ci avranno applicato sopra la CGI. Magari avrà avuto in mano in tempo tutto quello. Cioè, o
manichino fatto di green Pensavo, screen. pensavo a cose complicate quando un semplice bambolotto Bambolotto, avrebbe risolto sì, subito sì. il problema. Un ciacchi. Guardato in camera. Si vede una capì. bambola aperta. Sta guardando in camera. Non è un lago e un oceano? Siamo lì? Ok. Minchia. Vergognatevi tutti. È il momento. Rallenti. Si sta buttando giù, lo sì. L'ho detto. Lui è buono. Si sacrifica per la bambina. Cuscino. Una corda. Un miracolo, Spider-Man. un miracolo per farlo salvare. Oddio. Un buco nel terreno che va a finire dentro la cosa dei panni sporchi. Però ha messo a figura di merda a tutti voi. Che vi divertite facendo uccidere le persone. La bambina ha vinto l'armatura di Tony Stark. Non penso. Oddio, la Marvel è stata citata, però non penso ci sia l'armatura di Spider-Man volte. pronta. Più volte, tra l'altro. Thanos. È morto. Ragazzi. Vai a salvare la bambina. Vai a salvare. Non hai salvato tua figlia, puoi salvare lei. Poi sta tutto ammaccato, questo è un altro discorso. Giocatore 4-5-6. Ci saluta. Wow. Yeah, festeggiamenti. È già arrivato. Minchia. Il E il pulsantone bottone rosso, per sì. l'autodistruzione. Classico. 30 minuti, tanto però, bro. Beh, ma loro hanno l'ingresso VIP, capito? Sono organizzati bene. No, lo zio. Salve, sto arrivando. Boom, boom, e scoppia tutto. Ci ha salutato, lo zio. Però lo zio, c'è sempre la solita regola. Se non lo vedo si è morto, visto non morire. credo. Aspetta un attimo. Vero anche questo. Vero anche questo. La regola di Il Nammo. Mo o non hanno fatto vedere la morte. Vabbè, voluta magari anche qualcosa di artistico semplicemente, che non hai bisogno di vederlo sfracellato effettivamente. Però la morte è stata dichiarata, quindi... Anche quella di Il Nammo era dichiarata. E anche quella del vabbè. frontman è stata dichiarata. Ma lui era proprio il capo dei capi, quindi capito? Io dico... Va a salvare la bambina. No, No, invece eccolo qua. No, eccolo no. Ma che dispiacere, però. Te stava pure simpatico. Il tuo più grande avversario. Wow, ci è rimasto male, però. Mi aspettavo Cameino in versione americana, capì? Sotto forma di spirito, Ghost Fantasma. Oddio. Oh, c'è anche l'incontro scontro tra fratelli, per forza. Ecco il fratellosco. Ah, ci stai pigliando la tua.
Vedi, ne ho un monitor. Ma? Passaggio segreto dietro la TV. Oh. La vincitrice. Ma mo sta creatura non tiene manco conti in banca, come funziona? Ma a finire che se la tiene questo, lo zio, È diventato Resident Evil? C'è la villa? No, eccolo qua. Salone VIP. Guarda tutto che in ti dico, marmo. lo zio. Lui tornerà. Lui torna. Andrà cercando Loro mo lui. se ne vanno. Cioè, La bambina se la porta lui. lui è il nuovo protagonista, lo zio. Se la porta... Aspetta. No, non lo puoi mai sparare da qua, bro. Non lo puoi mai fare. Vai, sparalo. Deve essere un bel trauma sapere che tuo fratello è diventato un pluriomicida praticamente. Lo davi per morto, l'hai pianto, ci sei stato male, lui in realtà era vivo e faceva uccidere le persone facendo giochi. Lo chiami e si gira dall'altro lato. Vai sul pizzo di montagna e ti spara, cioè non è un bello Ho detto, rapporto. Frontman e il poliziotto torneranno anche nelle altre versioni. Saranno i PG ricorrenti, saranno. Sì, come collegamento tra le cose, per forza. Oddio, ho già faticato apposta, Se vedi sta cosa, io è... Andata Cioè, ce tranquilla. ne stiamo andando, aiutiamoci queste Tutto a cose. posto, Cioè... fatto, possiamo andare. Ah, tu mo sei la tipa? Sì. Sì. Ok. Io, è tipo un traghetto che si piglia a no. Però qui ci sono tutti, capito? 30 secondi. È un poliziotto però, sì. Sì, lo zio. Subidubida. Ciubidubida. Tutti i nostri giochi, lo zio. A fa bocca. Si è buttato giù anche il poliziotto? Non stava partecipando. Muovi una palpebra. Muovi una palpebra. Ti prego. Ti prego. Muovi una palpebra. Solo una. Allora, però diciamo una cosa. Parafrasando. Sì. Lui è tornato qua per distruggere i giochi. In un certo senso ce l'ha fatta. Tutto quello che ha messo in moto da quando ha provato a rientrare la seconda volta, se non faceva muovere lui, quindi in linea di massima L'unica cosa c'è però è riuscito. che il gruppo grosso è ancora vivo, quindi Sì. semplicemente mo si sposteranno in America allora. Cedovania? Chi sei tu? Che cos'è questa porta più grande? Dove siamo? Pistola stealth? Ah, è la stanza d'albergo, sì, è la stanza d'albergo di coso, del Chi è protagonista. mo? Tu chi sei? 6 mesi dopo. E chi è che è entrato nella stanza? Quello che era stato arrestato, forse? Magari sì. Però era vestito Sento molto... odore Rock Caffè. Gianmarco. Sento odore d'America. Ho visto cinese, oggi. Sto coreano sempre. Ah, però già ti mette nel mood, sì. capito? Luna Park, tutto a tema. Ok, tu sei sopravvissuta, tutto a posto, tutto bene. Ah, grande. Ah, perché tu poi giustamente in faccia non l'hai vista. No, lei non si è tolta la maschera per no. tutto il tempo.
Aspetta, vedi se mi riconosci. Va bene? Oh, meno male. A me Pompei. Sembra il coniglio di Silent Hill. I soldazzi. È bellissimo. Cosa dentro? Mm. O è lei che si è presa tutti i soldi? Che cazzo è? L'investigatore all'inizio. Ah, sembra la voce di una donna, però, vecchia magari. L'agenzia dove è andata all'inizio, l'agenzia di investigazione. Ah, stavo cercando tua figlia. Trovata? Però un po' generico, Broschi, no? Stanno arrivando informazioni. In Cina? Doppia stagione, una in America e una in Cina. Quello mi stavo pensando. Tu non puoi lasciare queste cose così in piedi. Dobbiamo capire un po'. Ah, chi se ne... giustamente, è stato arrestato. Ah, grande, il Broschi. Stanno buttando Sì. troppa... sì. E ancora dobbiamo toccare l'apice, secondo me. Qua deve arrivare il colpo di scena finale, arriva la botta enorme. Sì. Questo non ha tutti i torti, La strada, bro. Si guarda la strada quando si guida. Eh, Abbiamo altro lavoro da fare. no, appunto. Perché poi andate trovando gli interessi.
Sì, ma chi c'era nella stanza del protagonista si è preso i soldi? Questo è il Era punto. qualcuno di sistemato, ben gestito, ben vestito, una pistola silenziata. Poi Ecco sono qua. spariti. Ecco qua. Chi cazzo li ha presi? Qualcuno che sapeva che erano lì. Li ha presi magari il frontman e gli ha dato tutti i soldi alla bambina? Quello che magari avrebbe fatto lui. Io lo stavo pensando, ma non... abbiamo visto morire, caduto giù. Capiamo. Non può essere sopra. C'è sta pure Come l'ha l'esplosione. fatto? Come ha fatto? È Allora, da impossibile. una caduta del genere, con molta fortuna, capita di sopravvivere, ma finisci paralizzato. Poi abbiamo visto nell'occhio che c'è stata anche la grande esplosione che distrugge tutta l'isola, quindi... Il fratello. Ha dato i soldi a te? La bambina? Cosa? Ah, bambino. Mi ha lasciato la bambina. Vabbè. Oh, Ora non è è in una bambina computer vera. grafica. Che Sai, bello. sono passati 6 mesi, mo Che fanno bello. una bambina vera. Quindi i neonati vanno fatti in computer grafica. Non si è mai fatta questa cosa. Vabbè, Che cosa dici? see you in America. Ah, no, ok, giustamente. Giocatore 2-2-2 vincitore. I soldi? Cioè, come funziona? C'ha un... Ecco qua. Ah, minchia, una gold, tra l'altro. Non perdere quella carta perché sennò bordello. Ma è vero, se perdi la carta puoi chiamarlo il servizio Squid Game per fartela ridare. Possibile. Il pin qual è? Ah, poi 2-2-2? era scritto sul foglio. Controlla un attimo. C'è una carta con 11 miliardi di soldi lì sopra. Aspetta un attimo. 2-2-2, lo zio. Vai a logica, no? Ah, perché devono essere 4 numeri, sì. Giusto. A quanto ammonta il saldo? Gula mamma. Gula mamma. 45 E miliardi? giustamente è l'unica. Soldi di tutti. Ha vinto Sì. tutto. Io mi crescerei questa bambina con molto affetto. Che cazzo siete voi? Questo è l'investigatore? No. Ah! Non Lo so zii. presente, mo. Allora, lo zii. Questa è la mamma della coreana della prima stagione. Questa è la mamma dell'amico del protagonista della prima stagione. E chi sia un Ok. creatore che ha cresciuto. Ah, il bambino là. È il bambino che ok. lui aveva lasciato alla vecchia, che mo è cresciuto e si è Ok. messo, sono riusciti a contattare la madre, cioè la nonna. E 30 Sì, milioni. purtroppo fa più effetto in yen, però 5 mila milioni di miliardi. 45 miliardi, tu là ti senti potente. 30 milioni però comunque non si butta. Preso quella carta d'oro. Giustamente sto povero guaio non sapeva manco chi si. Ok, stanno chiudendo tutte le trame lasciate in... no, è proprio la fine. Questo è il momento dei saluti. Tu mo vai in Cina. Sì, lui giustamente è il tipo che l'ha chiamata pure. Air China? Per forza. Questo che bella, precisi, sistemati. Oh no. Un'altra chiamata.
Vabbè, hai fatto un'altra cosa buona in realtà, quindi va bene. Ok, c'è tutto organizzato. Sì. I believe. Vabbè, a lei se la rivedremo ci vorrà un po' di tempo. Però Questa può comunque ha essere una trovato la figlia, cosa. me la sta andando a prendere, ok. Oddio, attenzione, sta andando là perché molta gente dice che No, l'ha però vista. penso nel frattempo col passare delle no. cose già gli ha detto ci sono persone Prima là. si è all'effettivo, poi la trova. No, boh, ma sai. mo lei parte e tanti saluti. Ti seguo. Con che come? L'albergo gliel'ha comprato. È vero. È vero perché lui se l'era comprato praticamente il motel, il protagonista era suo. Oh, glielo poteva regalare carta d'oro. Albergo, non fate più i prestiti, gestite un albergo, tranquillo. E comunque frutta bene, Fa un bel motel qua dentro. Ma è bello grosso. Perciò. Però come fai in due qua dentro? Sta cosa era qualcuno che sapeva. Non può essere stato lui, è morto. No, direi di no. Allora, è anche vero che in queste situazioni qua, dato che quello aveva lasciato tutti quei soldi sparsi, avrebbe destato un po' di sospetti una volta che li avrebbero trovati. Li hanno Sì, ma tolti da mezzo. nessuno sapeva dei soldi. Cioè, questa persona è andata proprio là per prendersi i soldi. Chi cavolo di aver possiamo saperlo? Ecco, Signori fermi. Fermi. 100 dell'America. Fermi. Scendiamo da sta macchina. Non c'è il frontman. Tu stai andando a trovare i colleghi di Los Angeles? No. Sei quello che ha preso i soldi, forse da dietro sembrerebbe lui. Non è possibile. Ma è un dito di una donna. Se dice papà, Ah, è il frontman, ok. ok. Son Gaio. Ah, lo zii! È la figlia. Questa è la figlia, quella che era andata in America alla fine allora della- ha preso lui i soldi e glieli dà la figlia. Sì, gli ha portato i soldi alla figlia. Bravo. Bravo. Senti, tuo padre ha lasciato questi 78 miliardi di dollari a questo punto. Prendili. Ragazzi, se prendi quel pacco ti svolta la vita. Tuo padre è morto. Effettivamente gli aveva detto che sarebbe andato e poi è tornato a Re dell'Appesi. È morto. Mi dispiacere, però, sono preso un po' a male. Mi ha preso un po' a male. Perché noi siamo buoni, avremmo preferito il finale che Ma- lui si toglieva da mezzo, risolto con gli Squid Game, e invece Mi ha preso un po' a male, sarò onesto, signor giudice. diciamo che il personaggio ha detto tutto, manco per trascinarlo con forza No, nella ci versione sta, americana. ci sta. Basta così. Però almeno un'ultima volta la figlia ci ha potuto fare. Che cosa mi ha mandato papà? Jenny, aspetta. Oh. Ok. Alla carta gli hanno dato. Giustamente portare tutto il mattone No, di soldi. Che cazzo ho messo? Fanculo a mamma.
A giugno del 2035, sta a posto. Scusi, il PIN. Scusi. Bambina, sta sul foglio. No, se non c'è il foglio dentro, comunque gli ha dato gli indizi. Ok. Ancora in America. C'è una presa libera da qualche parte a Volo. Uh, A fianco a te ce l'hai uno spazio. Aspetta, mi devi mettere a caricare il telefono. Nessuna mezz'oretta, così me lo carico un po'. Aspetta un secondo però, così. Dammi qua, dammi qua, lo metto a caricare qua. Dammi. Stanno giocando. C'è la versione americana. Stanno giocando a Duck. È una tipa. Entrato? Ok. Ma è la versione americana. No, ma questa è Cate Blanchett. Questa è Ela. Lo versione americana, giustamente, grandi nomi. Soldi grossi qui. Sì, e Netflix qua mo sta puntando tutto, giustamente. Tu cacciato grandi... Ma è Cate Blanchett, costa più di tutto il cast. È il frontman americano, che io fa Leonardo DiCaprio, scusami. Tu sei sicuro che è Cate Blanchett? Sì, al 101%. L'ho visto in quel momento, non ce l'ho presente, che sto cercando di capire un attimo. Questa è Cate Blanchett. Com'è possibile? Quanto è costato questo cameo? E fa questo ruolo qua. Cioè fa poi la non uscirà più. Ticerino per la versione americana, già è partito pure lì. Va bene. La scena finale è questa, già è partito. Fammi vedere se esce nei titoli di coda il nome. Vediamo. Vabbè, sì. Sì. Aspetta. Jane Wong, quelli sono i VIP. Jordan Lambertoni. Grande Lambertoni. È Cate Blanchett. È Cate Blanchett. Chi cazzo che usciamo là dentro, scusami. Ah, boh, che stai sparando rosso. Che stai sparando pesante. Netflix già dopo la prima stagione ha investito un bel po' per la seconda e la terza. Visto i numeri che ha fatto per la versione americana, ci saranno nomi belli grossi. E ne abbiamo avuto una prova. Cioè, qua mi aspetto veramente che il frontman sia un Denzel Washington, un Robert De Niro. Cioè, scusatemi. È diventato un film di Hollywood. È diventato. Allora, vediamo se c'è una post. Beh, che questa già vale tutto in realtà, sta cosa, perché mi hai veramente lasciato interdetto. No, la scena è proprio per farti capire come stava accadendo lì in Corea. Non è Pino Insegno, Regan. No. Chi lo sa? Non è la versione italiana. Hai visto? E se Pino Insegno in America? Ma cosa ci fa Pino Insegno in America? Ci sta uno un po' in America, sta facendo un viaggio e cosa va. Si trovava là, l'hanno assunto, senti, vuoi fare il frontman? Io non vi sopporto più. Nessuno di voi. Vi odio tutti. No, la cosa importante che ha fatto vedere l'ultima scena credo che sia proprio questo. Già sono attivi in America, questo era proprio il teaser. E lei l'ha pure quello che è successo di là mo sta accadendo in America, quindi mo aspetteremo notizie da parte di Netflix. Che mo ce le da domani. Onesto, non mi aspettavo domani. No, dopodomani. No. Dai che ne ha tra una settimana secondo te? Se va bene abbondante un anno, se Madonna non più. Mia, mamma mia. Cioè questo se ci va di culo forse fine anno prossimo. Madonna mia. Pine Teach. Bello Pine Teach. A proposito di Teach, Netflix già mi deve il trailer della seconda stagione di One Piece. Arriverà. Quindi io sono ancora stupito del fatto che abbiano detto a Cate Blanchett di fare un cameo per fare la reclutatrice di Squid Game America. No, ma sulla versione americana punteranno un bel po' e a sto punto per teaserare lei o come semplice cameo o altro, quando poi uscirà la serie ci sarà qualche nome. Più che il protagonista che mi fa Tom Holland. Allora, tra i partecipanti qualche influencer famoso che avrà tanto screen time e noi diremo chi cazzo è. Protagonista sarà uno attore grosso, lo sparano. Allora non proprio grandissimissimo, una via di mezzo, però sì, però una ragionevole via di mezzo buona. Miguel
Dico Ryan Reynolds. No, Ryan Reynolds costa un po' assai, lo zio pure lui, Passare in idee che costa un attimo assai. Scusami, lo paghi tu. Ma sì, oggi C'era anche Nick Caruccio, grande Nick. vabbè, c'era anche Caruccio. A Puma, acqua Figi. Va bene, allora noi abbiamo finito. Gianmarco, salutiamo Squid Game. Guarda, Versione coreana. è morto, sì, però. Morto, È proprio morto. per farti capire che non tornerà. Morto più esplosione, quindi non Sì. torna. I miliardi che si sono fatti con sta serie non ce lo immaginiamo. Sì. E va bene così. Man, E va bene così. Cioè, lui c'ha pure l'intro fatta con l'intelligenza artificiale. Però... Ah, sì, sì, sì. E questi sono per i sottotitoli. No, no, certo, certo. Allora, ragazzoli belli, per stasera stacchiamo un po' prima. Domani mi devo alzare prestissimo per lavoro. Non so se andiamo in live domani sera, perché abbiamo ospiti di Una certa totale caricatura. importanza. Sì. Vengono dal nord, da lontano, quindi li facciamo mettere comodi. Sì. Vediamo un pochino, al massimo se succede qualcosa tenete d'occhio un pochino il canale. Io ne approfitto per dormire un po'. Ci sentiamo o domani o dopodomani e ritorniamo con una pseudo programmazione sistemata, pulita e ordinata. Assolutamente sì. Squid Game, quindi spoiler, venite a sto punto. Già era diventato impossibile. Squid Game. Kate Blanchett. Regen e Vabbè. tutte le persone collegate, Vabbè. ragazzoni belli. Buonanotte. Buonanotte.一緒に作るこのステ